E dopo questo servizio la linea va in Veneto per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. Ed ora ritorniamo sul servizio che vi abbiamo mostrato ieri e dopo che abbiamo sollevato il caso dei rifiuti presenti nella roggia di via Camucina, il sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello ha così commentato sul web: darò indicazione all'ufficio manutenzioni di fare tutto il possibile, sicuramente la roggia va mantenuta pulita. Da qui a dire che è un immondezzaio mi sembra francamente eccessivo. Se questo serve a stimolare tutti, e dico tutti gli enti competenti, è giusto anche l'eccesso. Se questo, prosegue il sindaco, porta a screditare una città che comunque cerca di mantenere livelli di qualità nelle pulizie delle strade, dei parchi e delle aree pubbliche, credo che l'eccesso non serva. Noi prendiamo atto di queste dichiarazioni, da parte nostra ribadiamo che c'è stata solo la volontà di mostrare con le immagini quanto appunto è presente nella roggia. Ai cittadini e telespettatori l'ardua sentenza.